venivano a Questo è prendere il Parlamento nuragico. Vieni a vedere cosa c'è dentro. Vieni. Qua entravano, chissà quanto era alto. messaggi, prendevano decisioni. Probabilmente era una capanna, no? Questa, poi qualcuno mi correggerà, questo non metterlo in... Perché poi non prenderla come eurocolata, però non è un nuraghe. tu ti sei preso una pietra, si è messo in tasca una pietra nuda. Guarda tutta la digitale che c'è. Guarda. Questa è digitale purpurea. Questo è un cardiottonico e se la mangi se ne vai all'altro mondo. La cosa strafiga di questo posto è che era un Parlamento e anche figo, perché se tu guardi queste tracchitte o granito però dentro il muretto divisorio è invasato. Questo è invasato, no? Per fare i figli loro facevano diciamo impreziosivano il luogo sacro con altre pietre di diversa facevano dei tratti. Se tu mi dai un po' di basalto io ti do un brodello. Quello è il fornacello. Le fornaci che dicevi. Questo sicuramente è un bacile. È il tonno. Guarda questa altra pietra tonda. Guarda questo segno. Probabilmente qui magari questo servirà per far scolare. Questa secondo me era una cosa tipo questa, no? Quando arrivamos in Cuba e por la paese hermanos, Combinavo a salestra. Promurzare. Mica tu venivi qui e non portavi niente. Due cose te le portavo. Devi portare una pischella di caso, un po' di qualche po' di vino. Guarda quest'altra pietra. Guardate cosa c'è qua. Quest'incavo, guardate qua. Questo non è fatto mica... No, aveva una funzione. Però ora andiamo a vedere la cosa più bella secondo me di questo posto, che è meravigliosa. Spero che ci sia ancora, perché... Lusso dei nuragici. Questi si trattavano bene, mica scherzi. Questo è l'ingresso. Stiamo parlando di 1000 euro, 1000 anni prima di ci facevamo le abluzioni nell'acqua sacra, nelle fonti sacre, nei pozzi sacri, nelle vasche sacre. Guarda questa cannoletta fatta in tracchite. Nuragica. Guarda questo, Franco. Non l'hanno mai Quello è un altro piccolo posto praticamente. Guarda la pavimentazione che c'è qua. Questo è un pavimento tutto in pietra, no? Addirittura con questa cosa che sembra quasi un invito, no? Questa differenza di altezza che c'è qua.
manca solo là. Una vasca proprio, guarda la roccia di cui con cui è fatta questa cosa, è molto morbida. Infatti è tagliata perfettamente, un rettangolo perfetto, però con questa base qui no, tondeggiante per riprendere il discorso della piccola capannetta che c'è qui. Vediamo quanto può essere profondo. In realtà con il creano questa cisterna, come arriva l'altezza, Un'altra cosa strana. questa è la fontana dei bambini, capito? Venivano così in cielo. Questo è strano perché non si capisce se scendi giù qui c'è questa, vedi questa pietra circolare scavata in quello è basalto di nuovo, quello è di nuovo basalto, per cui la scelta anche quello di pietre differenti da quelle che ci sono qua intorno per impreziosire sempre, no? Te la do io la soggettiva, eh?